Quando Gesù al venire a sapere che i fariseus avevano sentito di che lui al faceva più di sepui e al battiava più di Zuan, sebbene non era Gesù in persona che al battiava, ma i suoi discepoli, al lasciare la Giudea e al tornare verso de Galilea. Al scugnibe passare per Samaria, e così arriva una città de Samaria che diceva in Sicar, donde da Luc che Jacob aveva dato a suo figlio Joseph. Agli era lì il pozzo di Jacob. Gesù, stra come caliere palviat, si era sentato donde dal pozzo. Si era tormisdì. Arriva a Uriaghe una femmina de Samaria. E dice Gesù, dammi di bevi. Difatti di sepui, ieri in Lazio in città a chiolsi al di mangià. E dice la femmina samaritana, «Semud mai, tu che tu sei un giudeo, mi domandi tu di bevi a me, che sono una femmina samaritana?» Che difatti i giudeus sono in rotis coi samaritans. E risponde a Gesù, «Se tu conoscessi il don di Dio e cui calè quel che ti dice, dammi di bevi, tu gli avresti domandato tu e lui ti avresti dato aghe vive». E dice la femmina, «Signor, non tu has neanche un seglot e il pozzo alle fonti. Dindu la chiolsi tu allora l'aghe vive? Sei tu forse te più grande dal nostro pari Jacob, che non ha dato il pozzo e non ha bevuto lui e i suoi figli e i suoi nemai?» E risponde Gesù, che il calbev di queste aghe alvarà in daur set, invece che il calbev l'aghe che darà io non varrà più set, ma l'aghe che darà io e diventerà in lui una risultiva di aghe che spissule per vita eterne. E dice la femmina, «Signor, dammi queste aghe, perché non vedi più set, e non mi tocchi di venire qui a uri». E dice, «Va clama il tom, e poi torna qui». E risponde la femmina, «No hai om». E dice Gesù, «Tu has dit just, no hai om, perché tu has avuto 5 oms, e quel che tu has comò non è il tuo om. Sun quest tu has dite la verità». E dice la femmina, «Signor, ovvio che tu sei un profeta. I nostri fons e hanno adorato su questo monte, e voi so diceis che è a Gerusalemme il luogo là che si ha di adorare». E dice Gesù, «Crodimi, femmine, che ven un'ora che non adorareis il pari, né su questo monte, né a Gerusalemme. Vuatris, o adorais te che non conosceis, no, o adorin te che conoscin, perché la salvezza è ven dai giudeus. Ma è ven un'ora, anzit, e jecumò, che i vers adorators e adoraranno il pari in spirito e verità. E difatti, il pari al vaziri int che lo adori così. Dio è spirito, e che lo adorin e han di adorarlo in spirito e verità. E dice la femmina, «O sai che la divini un Messia, che l'ul di Cristo, quando lui al vignerà, non scontarà tutto». E dice Gesù, «O so io, quel che ti sta fevelando». In quel arrivaren i suoi discepoli e arrestarin a biodulo a fevelà contro una femmine. Però nessun noi dice, «Se vuoi studiare, o ben, perché fevelis tu con nie». La femmina intanto e la salì la sua boccaletta e a tornare in città e disse alla int, «Vignita viodi un uomo che mi ha contato tutto che ho hai combinato, che non vesi di essi proprio te lui il Cristo?» A saltare in fur de città e a lerin lì di lui. Tal frattempo i suoi discepoli lo preavin dicendo, «Rabbi, mangi alc». Ma lui ur dice, «Io o hai una mangiative di mangià che vuatris non le conosceis». Difatti i discepoli si tisicavano fra di loro.
che i vedi portare di mangiare qualchidun? Urdis Gesù, la me mangiative, e je tal fa le volontà di quel che mi ha mandato, e di portare al colm le sovore. No diseisu anche voatris, anche mo 4 mesi, e aven l'ora di seselà? Ve, us dis, alzaiti vuestris voi, e chialaiti chiams, a son paloms par seselà. Il seselador al chiappe la sopae e all'ingrume prodotto per vita eterne, perché il semenador al gioldi insieme col seselador. Difatti, in questo caso, alle veri il proverbi, che il cal semene alle differente di quel cal sesele. Io us hai mandato a seselà, se che non veis fadiat, altri se han fadiat, e voatris ove scappati il lor pueste fadie. Un evore di Samaritans, di che citat, accroderin in lui per paraule de femmine, che aveva confermat, mi ha dit duzze che hai combinat. E quando i Samaritans arrivarin lì di lui, lu preabin di restà con loro, e al restà 2 dis. E a fuori in setan di plui, che accroderin midiande soperaule. I disevin alle femmine, no crodin plui par vie dai tiei discorsi. Difat, ho vin sintut no in persone, e ho sabin che lui alle propiti il Salvador dal mondo. 2 dis dopo, al tornà a partì per Galilee. Proprio Gesù aveva dit che un profete non fas nessune fortune in tesso patrie. Quando però Gesù arrivò in Galilea, i Galileos i faserin un buon accetto, perché che avevin viududis tutis li robis che aveva fattis a Gerusalemme in tante fieste, mediante anche loro aierin lazza alle fieste. Gesù al tornà dunque a Cana di Galilea, là che aveva tramudate l'aghe in vin, e agli era lì un funzionario del re, che aveva Sofì malat a Cafarnao. Sintut che Gesù agli era venuto da Giudea in Galilea, si presentò di lui e lo preave di laiù e di guarì Sofì, che gli era per morire. Allora Gesù gli disse, se non viodeis spiei e miracoli, voatris propite no crodeis. I disse il funzionario del re, vegnu, prime che il mio frutto al mueri. I disse Gesù, va, to fia al viv. L'uomo al crodè alla paraule che Gesù aveva dite e al partì. Intanto che alleva iù, i 6 fameis i lerin in quintri e i diserin che Sofì all'era viv. Allora si informò sull'ore che aveva scominciato ad adicà. I risponderin, la fiere lo ha lasciato ir, torla une dopo misdì. Allora il pari riconosce che era proprio l'ore che Gesù aveva detto, tuo figlio al viv, e al crodè lui e tutte la sua famiglia. Gesù al fasè che con spieli, tornando da Giudea in Galilea.